Prima ha parlato Salvatore, che è un geometra esperto di terzo settore, ora ha parlato Giovanni. Giovanni è un ispettore della polizia, uno che ne sa di sicurezza, di amministrazione, quindi conosce il territorio, conosce la gente soprattutto. Adesso chiamo a parlare Rosario Capilli. Grazie. Adesso ci siamo. Buonasera e ben ritrovati sulla piazza di Calvaruso. Partiamo da qua non per caso, perché abbiamo deciso di proprio partire da una piazza importante che è quella di Calvaruso. E mi dispiace che non siamo potuti partire da Serro, ma Serro è qua stasera anche in questa piazza con noi per fare dei ragionamenti logici su un percorso che non è soltanto politico. Giovanni poc'anzi ha detto l'associazione. Noi siamo partiti da questa associazione che è il nostro punto di riferimento. Abbiamo costituito nuovamente Villafranca, che è un'associazione che opera su 4 aree di intervento: l'area sociale, l'area politica, l'area culturale e l'area ambientale. L'area ambientale è l'area che mi sta particolarmente a cuore, a parte ovviamente la situazione politica, perché io adesso vorrei fare una riflessione con voi su 2 aspetti, l'aspetto ambientale e l'aspetto politico. Comincerei con l'aspetto ambientale, perché il nostro territorio, lo abbiamo visto anche nelle ultime alluvioni dell'anno 2009, del novembre 2010 e non per ultimo l'alluvione del novembre 2011, è un territorio che ha delle criticità non indifferenti, è un territorio che a livello idrogeologico è critico, siamo in area R4 e qualcosa bisogna pur fare, perché non si può stare a guardare un territorio che scende giù e che va verso mare. Ci sono tutte le colline che stanno franando. Io per motivi di lavoro giro giornalmente fra i monti, fra le colline, e vi posso assicurare che alle nostre spalle c'è un quadro che è impressionante. Soltanto guardando con occhio tecnico si riescono ad evincere determinate problematiche. Le problematiche ci sono e non si possono nascondere. È nostro obbligo mettere in sicurezza il territorio. Non vogliamo assolutamente promettere delle situazioni o delle altre cattedrali su Villafranca Tirrena, perché per noi è prioritaria la messa in sicurezza del territorio e la salvaguardia dell'ambiente. Salvaguardia dell'ambiente che io non mi trovo completamente d'accordo con tutto quello che è stato fatto nel corso degli ultimi anni, negli ultimi decenni a Villafranca Tirrena. Un albero non è stato piantumato. Gli incendi che puntualmente ogni anno arrivano su questo territorio non vanno a essere censiti. Le colline franano. Qualcuno sta a guardare e pensa soltanto a costruire. Qui bisogna entrare su una logica che non è la logica del costruire, ma è la logica del conservare. Perché noi possiamo conservare il nostro territorio, lo dobbiamo mettere in sicurezza non per noi, ma lo dobbiamo fare per noi e per i nostri figli. Laddove non c'è un territorio sicuro non si possono presentare progetti, è inutile di parlare di situazioni che sono più grandi di noi. A livello ambientale qui ci ritroviamo che questa amministrazione attuale, lo devo dire purtroppo, di ambientale non ha fatto niente. Ci ritroviamo con una progettazione di una strada all'interno di un alveo di torrente, per il quale il sottoscritto nel 2009 già ha condotto ampie battaglie che sono arrivate anche in aule importanti, e mi voglio fermare lì. Abbiamo un elettrodotto che non l'hanno scelto i cittadini, ma l'ha scelto un'amministrazione, per la più una giunta, per lo più un sindaco, che non si è saputo prendere le sue responsabilità. L'elettrodotto Terna i cittadini non lo volevano. Adesso l'unico rimedio a livello ambientale è cercare di mettere una pezza nella salvaguardia del territorio per cercare di allontanare questo elettrodotto il più possibile dal centro abitato. Il problema è stato sottovalutato.
ci ritroviamo un territorio che a valle è attraversato da un'autostrada, da una ferrovia. Il territorio di Villafranca Tirrena è letteralmente diviso, le vie di fuga non esistono, la messa in sicurezza è prioritaria. Noi di Nuovamente Villafranca ci impegniamo, e lo possiamo dire già a partire da questa piazza, che a livello ambientale non faremo sconti a nessuno, anche se non saremo in consiglio comunale, perché con la nostra associazione, che torno a ripetere opera sui 4 rami, sicuramente a livello ambientale non potrà passare niente. Mi stranizza che si parla di bonifica di Italcementi, ma per fare che cosa? Per continuare a costruire su questo territorio? Perché non pensiamo a recuperare quello che abbiamo? Perché non tuteliamo il territorio? Lo dobbiamo per noi e per i nostri figli. Le costruzioni, l'uso e il consumo del suolo lasciamolo a Messina, e per fortuna che c'è un responsabile del genio civile, che è l'ingegnere Sciacca, che su queste cose sta guardando bene e attentamente. Non è possibile fare strade all'interno degli alvei dei torrenti, perché i torrenti sono deputati al deflusso delle acque. Noi dobbiamo regimare le acque, la sicurezza parte da qui, la regimazione delle acque. Abbiamo la rete ferroviaria italiana che è andata a fare un raddoppio, ma abbiamo lasciato lì quel rilevato ferroviario che gli altri comuni già si sono fatti tirare via. Non vedo il perché noi non lo dobbiamo fare e recuperare quei terreni e darli nuovamente alla proprietà, alla legittima proprietà. Dicevo, l'aspetto ambientale è di ampio respiro e non lo voglio soltanto descrivere stasera qua, perché poi abbiamo degli altri percorsi che di volta in volta sugli altri comizi affronteremo. L'aspetto politico, io non posso fare a meno di dire che Nuovamente Villafranca innanzitutto, e diciamolo a chiare lettere, non è lista civetta di nessuno. Nuovamente Villafranca è libera da pesi, legacci. Noi non vogliamo niente e nessuno, noi siamo noi, questa è la nostra squadra, fatta da persone per bene, da persone che credono sul territorio e per il territorio. Abbiamo speso di tutto e di più in queste sere e siamo partiti da quella costituzione di associazione che per noi è un credo. Io credo in Nuovamente Villafranca, perché se non c'è un credo nel nostro percorso di vita, tutto è nullo ed è valido, o meglio, non valido. L'aspetto politico poi è che non mi trovo completamente d'accordo su un discorso che l'attuale maggioranza, per fare una bella combin, per restare dentro quel palazzo che non è un palazzo in condominio loro e di esclusiva proprietà, quello è un palazzo comunale, è un palazzo dei cittadini e i cittadini sono lì che devono essere rappresentati. Non si può andare a fare una combin con la minoranza per restare dentro. Questa non è democrazia, la democrazia è alternanza. Noi siamo contro il sistema, questo sistema, però a noi fondamentalmente di quello che fanno gli altri ce ne può fregare di meno. Noi abbiamo il nostro percorso, il nostro progetto, la nostra nuovamente, il nostro modo di rapportarci sul territorio. Non voglio parlare poi dell'altra lista, perché per me è nulla e le persone nulle non contano, perché chi è che è assente dal dibattito e manda lettere anonime a casa è un anonimo, quindi nemmeno le menziona. Quindi l'aspetto politico è questo. L'alternativa qual è? L'alternativa è Nuovamente Villafranca. Qui siamo in 15, 16 con l'assessore designato, abbiamo un candidato sindaco, un ingegnere che sa il fatto suo. Siamo in grado di fare tutto e di più, perché abbiamo le competenze, la professionalità, la serietà e sappiamo batterci per il territorio, quel territorio che non lasceremo agli altri, perché quel territorio appartiene a tutti. Buona serata.